Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Allo stadio Ossola si disputa uno dei 3 anticipi della 7ª giornata in Serie B-Win. Il Varese di Benny Carbone, finora l'attacco peggiore del campionato con soli 2 gol all'attivo, riceve il Sassuolo, che ha la possibilità teorica di tornare in testa alla classifica almeno per 24 ore. I neroverdi si presentano con il proprio allenatore in tribuna. Fulvio Pea è stato infatti squalificato dopo l'espulsione nel turbolento match con il Bari di sabato scorso. In panchina va il suo vice, l'ex difensore di Bologna e Fiorentina Andrea Tarozzi. Si parte agli ordini dell'arbitro Massa di Imperia. Il primo attacco è del Varese con questo colpo di testa alto su azione d'angolo da parte di Cacciatore. In attacco per il Varese Neto e De Luca. Il Sassuolo risponde con questa iniziativa di Masucci, diagonale bloccato dal portiere del Varese ed ex neroverde Walter Bressan. Torna a centrocampo Masucci, primo piano proprio per Bressan. Ancora Varese, da Neto Pereira per De Luca in area, lo slalom di Giuseppe De Luca e Pomini sventa la minaccia molto importante mettendo la sfera in calcio d'angolo. In piedi Carbone, una buona partenza quella del suo Varese, colpo di testa di Neto Pereira che finisce alto sul cross di un attivissimo Cacciatore. Si alza in piedi anche Tarozzi, prosegue il primo tempo con questo recupero di Corti. De Luca per Neto in area, attenzione, il brasiliano però spreca una buona opportunità mandando alto sopra la traversa. Il Varese meriterebbe forse il vantaggio. Per quanto costruito nel primo tempo, inizia la ripresa, questo rilancio lungo del Sassuolo per Masucci che parte in posizione regolare. Masucci affronta Camisa, il suo sinistro a lato sul ritorno di Cacciatore, sprazzi di neroverde al Franco Ossola. Ancora Varese, De Luca, il diagonale, il palo clamoroso a Pomini strabattuto, occasionissima all'ottavo del secondo tempo per Giuseppe De Luca e per il Varese. Si fa male Rea, entra l'Averone al suo posto, un problema al polpaccio per il difensore del Sassuolo. La contromossa tecnica di Carbone, fuori un deludente Carrozza, dentro Gianpietro Zecchin, altro cambio, questa volta è per Tarozzi, fuori marchi, e dentro Gianluca Sansone. Forze fresche per entrambe le squadre. Neto da sinistra appoggia per Kurtic, il destro dell'ex palermitano non è preciso ancora, però il Varese tenta di attaccare. Il contropiede però del Sassuolo con Boaci. Siamo al 21esimo della ripresa, attenzione, Sansone vince un rimpallo in area, Sansone il pallonetto ed il Sassuolo va in vantaggio con la terza rete in questa Serie B-Win di Gianluca Sansone. Contropiede micidiale degli emiliani con Boaci che si è attirato tutta la difesa del Varese, ha visto liberissimo Sansone che è stato fortunato nel ripallo con Cacciatore, poi bravissimo a scavalcare Bressan. Ancora un cambio per il Varese, dentro Cellini per Nadarevic, dentro anche l'ex neroverde Martinetti per Neto Pereira. Attenzione a questo colpo di testa di Martinetti, protesta per un fallo di mano Terlizzi, fallo di mano di Laverone che è netto davanti all'arbitro Massa che non fischia clamorosamente. Poi c'è questo pasticcio del Sassuolo su altro corner, Sassuolo che rischia l'autogol, poi l'azione viene fermata per un fallo di De Luca quasi disperato. Benny Carbone, altro angolo, colpo di testa a lato di Terlizzi. Il forcing finale del Varese è assolutamente inutile perché la partita finisce con il Sassuolo che sbanca il Franco Ossola per 1-0. Sassuolo secondo in classifica dietro al Torino.